Sarà estradato in Italia l'autotrasportatore tedesco accusato di aver investito e ucciso Davide Rebellin lo scorso 30 novembre a Montebello Vicentino, mentre il campione di ciclismo si stava allenando in bici e venne travolto dall'auto articolato nella rotonda lungo la regionale 11. Il tribunale di Hamm ha dato il via libera alla richiesta della procura di Vicenza, concedendo l'estradizione per il 62enne Wolfgang Rieck, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. A giugno la polizia tedesca aveva dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, mandato emesso in seguito all'ordinanza con la quale il giudice, su richiesta della procura berica, aveva disposto nei confronti di Rick la misura cautelare di custodia in carcere. Il camionista era stato poi scarcerato nei giorni successivi e il giudice del Tribunale tedesco gli aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione settimanale alla polizia giudiziaria. Adesso il via libera del Tribunale tedesco all'estradizione in Italia. In un primo momento il giudice tedesco aveva posto in carcere in Germania Wolfgang Ricke per poi porlo provvisoriamente in libertà con obbligo di firma in attesa della decisione sulla consegna, decisione che appunto è pervenuta in questi giorni. Ora il camionista verrà condotto in Italia, verrà condotto presso il carcere di Vicenza e a quel punto potrà richiedere tramite i suoi difensori una misura alternativa al carcere.